Quarta corsa, confronto per femmine di 4 anni sulla distanza del miglio, 1 Esplosive La Torre, 2 Elodie ZS, 3 LJ, 4 Evita Peron, 5 Evita Trio, 6 Elite GSO, seconda linea 7 Ellie Brodipa, 8 Emily Grad. Favore in chiusura per Esplosive La Torre numero 1 Roberto Vecchione, alternativa principale in chiusura è Emily Grad. In fase di lancio la macchina con Veloce dall'esterno e Vita Trio che cerca di sorprendere Esplosive La Torre, che però riesce bene a rientrare l'avversaria costringendolo all'esterno. Sarà sotto anche Elodie ZS e Vita Trio invece non trova posto e costretta al largo. Ha tentato la partenza fulminante VP dell'Annunziata con Evita, rimane però all'esterno. Terza posizione alla corda c'è LJ, poi via via tutte le altre in fila indiana, con Evita che dopo i primi 300 metri di gara desiste e rimane a lato di Elodie ZS. 28,9 ufficiale per i primi 400 di gara. Ora cerca di moderare l'andatura Roberto Vecchioni in salti a Esplosive La Torre. All'esterno è sempre Evita Trio con Elodie alla corda in seconda posizione, poi al largo muove anche Evita Peron, in coda invece c'è Emily Grad che cerca ora una durissima terza ruota. Avanza comunque Emily Grad sul rallentamento imposto dalla leader e in poche battute si porta a ridosso di Evita Trio. Elodie ZS sempre in schiena a Esplosive La Torre quando siamo al chilometro in 1.14,8, l'errore di Evita Peron. Cavalli numero 4 Evita Peron squalificato. 500 dalla conclusione con situazione tattica invariata, sempre in terza corsia Emily Grad con alla corda invece Elodie ZS. Insiste Emily Grad nella sua offensiva e sopravanza Evita Trio. In vantaggio Esplosive La Torre all'ingresso, addirittura l'errore di Emily Grad. Così numero 8 può Emily spostare Grad Elodie ZS squalificato. che si lancia su Esplosive La Torre e la coglie in crisi nel finale. Elodie ZS come da sgavatura viene a vincere facile nei confronti di Esplosive La Torre. Al terzo LJ 1,14 il ragguaglio conclusivo, 29,9 a chiudere. Elodie ZS, corsa servita sicuramente su un piatto, ma vince davvero molto molto bene. Aveva fatto un'ultima falsa volante Elodie ZS e vince davvero facile. Andrea Farolfi in sediolo per conto di Antonio Finetti e della scuderia della signora Manuela Monelli.